Una storia, quella del terrorismo nero, che affonda le sue radici nella Marca e nel Veneto. E se la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura, il 12 dicembre di 49 anni fa, nella milanese Piazza Fontana, viene indicata come simbolo dell'inizio della strategia della tensione degli anni di piombo, la Marca, con le dichiarazioni di un testimone a cui hanno creduto i giudici Pietro Calogero e Giancarlo Stiz, sono diventati il tentativo di risposta della società civile in cerca di verità e giustizia. Dietro a quella valigetta acquistata a Padova con esplosivo e detonatori c'era l'ideologia e la determinazione del medico veneziano Carlo Maria Maggi. Un uomo che sapeva molte cose, ancora oggi non dette, come conferma Guido Lorenzon, il giovane che allora in coscienza non si era sentito di lasciare andare ciò che aveva visto e sentito nella libreria padovana di Giovanni Ventura, dove lavorava Franco Freda. Secondo lei la verità se l'è portata sulla tomba? Ma io credo che non si sia portato sulla tomba tutta la verità, che abbia disseminato qualcosa che è scritto nei documenti delle indagini che lo hanno coinvolto. Verità nascoste che solo il tempo e la storia inevitabilmente porteranno alla luce, fatti che non devono essere dimenticati. A noi di questo territorio periferico di fronte alle grandi storie dell'Italia ci ha insegnato questo, che da questo territorio sono partite le strategie della tensione, le trame nere, sono partiti anche pare degli esplosivi per le stragi di Piazza della Loggia e di Piazza Fontana, ma sempre da questo territorio, anche utilizzando la mia testimonianza, sono partite le indagini che hanno permesso di capire di che cosa si trattasse e di scoperchiare quel grande pentolone del terrorismo nero. Certo, è vero, sono passate 2 generazioni da allora e moltissimi giovani oggi non sanno niente di quello che è successo. Io penso invece che, ricordando oggi che è morto Maggi, si riflette sul fatto che ci sono ancora delle persone che la verità la conoscono e che se la tengono oppure la usano.